Arrivano i barbari! Arrivano i barbari! Dopo 20 anni, dopo 25 anni, adesso qui ci siamo noi. E qui si cambia, ma cambiamo tutti insieme, che nessuno di voi pensi di rifilarsi, perché mi domani mattina vengo a cercarvi. Domani mattina abbiamo da sistemare circa la trasparenza, sistemare circa la sicurezza, sistemare circa la lacrità di lavoro, e queste sono caratteristiche proprie di ciascuno di noi. Da domani proviamo a rivedere quello che c'è, anzi rivediamo quello che c'è qui dentro, e da qua si parte, perché i nostri problemi sono tanti, è inutile che ce li ripetiamo. L'ospedale, uno per tutti, la burocrazia molto pesante, la gestione del centro storico, l'acqua che adesso mi tocca bere, non c'è acqua. Noi qui adesso ci siamo, ci sarà una squadra di governo, ma ripeto, la squadra di governo funzionerà se continuerà a lavorare come abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi, con tutte le persone che ci hanno sostenuto. Quindi mi raccomando, tutti presenti, il gruppo di lavoro deve continuare, le idee devono partire da voi, passare attraverso l'amministrazione, arrivare alla gestione del comune, arrivare agli enti, arrivare alla regione, arrivare a Roma, perché noi abbiamo intenzione di farci notare anche a Roma. Nessuno non dovrà più disconoscere il ruolo della nostra città. Diventeremo polo attrattivo non solo del mandamento, ma della regione, ne sono certissima.